Volume? Ehi, Volume? ci siamo. La parola d'ordine è volume. Vai. Allora, sta arrivando anche il nostro pubblico, eccolo qua il nostro Buongiorno, benvenuti. Allora, oggi abbiamo un sacco di amici da salutare. Innanzitutto Sardella. Luca Sardella, Sì. certo. Allora, volevo dire che ho molti alti nella mia voce, non so da casa come mi sentite, ma io in cuffia credo di sentire Paperino, ma sono io che parlo. No. Sì, perché mi sento tutto così. Regolatemi un po' meglio. Dicevo che Sardella mi ha chiamato, mi ha detto: oh, da quando voi mi menzionate alla radio, gli ascolti della sua trasmissione su Radio 2 sono raddoppiati. Addirittura. Stamattina ha fatto un programmone, perché stamattina ha spiegato come si fanno i fiori fritti. Guarda, li pregusto già. Lui mi ha detto: ma adesso saranno i fiori di zucca? No, mi fa le viole fritte, le begonie fritte, tutte queste cose qui. Guarda, è un mito. Se poi ci spiega come fumarli anche i fiori. C'è bisogno, lo sappiamo già. Poi basta andare dagli spostati, te lo spiegano in 2 secondi nel programma dopo di noi come fumare i fiori. Sì. E poi anche Francesco Renga, quando arriverà, ce lo può spiegare. Lui si fuma i capelli addirittura. Si fuma le begonie, lo sappiamo. Qualsiasi cosa, quando arriverà. E poi ciao Luca Sardella. Cominciamo a parlare del nostro inviato. Chi è il nostro inviato? Bobby Solo. Allora, Bobby Solo, oggi dobbiamo battere il record. Il pubblico di Bobby Solo ieri era di 6 persone. Oggi dobbiamo arrivare almeno 7. a 10. Ah, allora, 10? amici del Veronese, Bobby Solo si trova in viale del Lavoro numero 25. Che fa, scusami? Mi dicono che è pare sia un McDonald's. Sta là con la chitarra e la radio accesa e aspetta pubblico. Quindi amici di Verona, viale del Lavoro 25, credo che ci sia un McDonald's, lo vedrete subito. C'è Bobby Solo, vedrete prima il suo ciuffo e poi lui. E poi lui. E questa è fatta. Per il resto, signori, presentiamo il nostro Mino che posa il gelato al pistacchio che ci hanno portato da Bronte, favoloso, ragazzi. Favoloso. Dov'è la gelataia qui? Eccola lì, la signora, come si chiama, signora gelataia? Elisabetta, noi la vogliamo ringraziare per averci portato il gelato al pistacchio, che più pistacchio non ci può. Non si può, è talmente buono che... Baldini? Sì, mi ci faccio la doccia io. Ma tu stai mangiando? Sì. Stai mangiando direttamente nella vaschetta. Il pistacchio, ragazzi. No, lo stavo Tutto questo non lo vedrete su YouTube perché Marco lui non sta riprendendo. Non sta riprendendo Marco Baldini. È bello che stiamo parlando sul silenzio totale, non c'è una base, non c'è nulla. No, però potremmo fare lo stacco. Quale stacco? Quale stacco? Il tuo di presentazione? Certo, ok, allora facciamo Enrico Cremonesi. Sì, vabbè. bellissimo. Grazie. Che il pubblico, se non gli facevo io segno di applaudire, non si era neanche mosso. Dalla colonna sonora della Febbre del sabato sera era questo. Sì, però non è questo. Questo è Beethoven, ragazzi. Beethoven è la quinta. Sì, ma fatta in questa chiave era nella Febbre del sabato sera che ballava. Che lui entrava, ti ricordi? Entrava proprio nel locale con questa musica qua. Chi di noi non ha sogno? Io sai che facevo? Mo lo dico perché sono passati tanti anni. Quando entravo in discoteca erano usciti i primi Walkman. Io mi mettevo questa solo per me, solo per scendere le scale. Io la gente non sentiva niente, però io scendevo con sto ritmo, facevo così con la testa e tutti dicevano un cretino a Roao, perché era così. Era così. Allora, altre cose che dobbiamo dire? Che abbiamo... Salutare qualcuno? Ancora? No, non lo so. Dopo. Insomma, sta arrivando Francesco Renga, un cantante che io stimo e ammiro perché intanto vocalmente credo che sia uno dei più preparati. Arriva a delle note svizzere. Io adoro l'inciso della sua canzone vincitrice di Sanremo. Io dico sempre, il giorno che io riuscirò a prendere in tonalità originale Angelo di Francesco Renga, allora sì, mi iscriverò a X Factor. E allora a X-Files. Scusa, mi fai che accordo sarà quell'inciso? È un Mi bemolle maggiore. Cos'è? Mi bemolle maggiore. È troppo complicato, una cosa più facile. Falla e basta, dai. Vai. Angelo, prenditi cura di lei. Fino a qui va bene? Lei non sa vedere
nuvola ce l'hai lasciata, però. No. E parte di lei. Vibrato. Un po' pupi, sì, un po' pupi, è vero. E parte di me. Anche Mario Tessuto, allora poi sta canzone a un certo punto Renga impazzisce perché da che è tutta così poi fa cosa resta? Si incazza. Poi ci spiegherà perché. Però ci sto riuscendo, Ci sto riuscendo, mi manca giusto una notina, ho sgranato un punto. Un attimo, sì. Sì, abbiamo notizie, Vissani ascolta la radio, replica, Sardella non ha inventato nulla, io da anni con la Margherita ci faccio le pizze. Mamma mia. Vabbè, sono agenzie avete che letto, non ho un giornale, avete letto i giornali? Sì. Vedi i politici come sono, Prima delle votazioni vi abolisco qua, vi levo là. Oggi leggi Berlusconi dice attuerò anche delle misure impopolari, mano avanti, quindi il bollo dell'auto ci abbiamo pensato bene, forse è meglio. E poi il bollo tu lo vedi, ma l'ICI della prima casa vabbè, ci abbiamo pensato, forse è meglio rimetterla. Non si fa così, mi raccomando, scelte impopolari non ce ne devono essere. Quello che ci avete promesso ci dovete dare. Sale sul podio alla fine. Quello che ci avete promesso. Non cominciamo perché poi se no veramente fra quanto sarà poi stracciano veramente poi che poi attaccano capito? Dopo poi è colpa sua di Fiore. Prodi lascia la presidenza del PD e saluta con un SMS in cui c'è scritto, ma facile, sì. Ora so cazzi vostri. Ma proprio nature, così l'ha scritto e così l'abbiamo detto. Non ci dite che siamo volgari, che ormai no, l'ha scritto lui. C'è Gerard Depardieu che mi aggiusta il microfono. È arrivato oggi. Nel frattempo consentitemi di salutare un po' di amici che sono qui, che sono qua in sala. Allora, per primo Massimo Robbioni, un valente chirurgo di chirurgia estetica presso l'ospedale di Udine, Fatebrene Udinesi, come si chiama? All'Università di Udine ha operato Iaquinta, il calciatore dell'Udinese, che con una gomitata gli avevano frantumato lo zigomo o il zigomo. Allora ho detto giusto, lo zigomo, e lui gliel'ha ricostruito. Bravo. Com'è lo zigomo di Iaquinta? Tutto bello tondo, bianco-nero. Bianco. Tra l'altro ci ha detto delle cose incredibili prima quando siamo amici, lavorava con me nei villaggi turistici, faceva l'animatore. Operava la gente là? No, lui mi ha detto che si è operato da solo. Aveva un neo vicino al pistolino e a un certo punto, siccome si vergognava di farsi operare da un suo collega, ha chiamato un suo assistente e ha detto: scusa, mi tieni basso un attimo? Mi metti lo specchio che... E si è levato il neo che aveva. Guarda che incredibile. Gli faccio: ma ti sei fatto l'anestesia da solo? Sì, lui si è fatto l'anestesia, si è auto-operato, ma siccome c'aveva un puparuolo che gli dava fastidio, ha chiamato il suo assistente e gli ha detto: me lo tieni? Ma sei meraviglioso, Massimo. Aveva provato con l'infermiera ma non c'era verso. Massimo Robbioni, per chiunque avesse problemi maxillofacciali, chiamatelo all'ospedale di Udine, all'Università di Udine. Che ci fai a Roma? Sono per un congresso. Ovviamente, di maxillofacciale, esatto. Tutti voi. Ma com'è? Aumenta queste donne, sono più le donne che vogliono anche un po'. Gli uomini. Anche gli uomini. Gli uomini che vogliono, cosa ti chiedono l'uomo? Che cosa ti chiede? A parte l'allungamento del pene, cosa ti chiedono? Perché questa, ma ha detto pure questa che molti sì, lo fanno. Senti, ma non mi puoi staccare l'alluce del piede? E me lo allunghi, gli metti con l'unghia. Ok, forse è meglio chiudere l'argomento. Massimo Robbioni, il mio amico. Un altro mio amico seduto a fianco a Robbioni, signori, qui scatta l'applauso. Il maestro Vince Tempera. Ciao. Questa è SIAE. Il maestro Vince Tempera. Comunica con posto questa canzone. Se prima l'ugolo l'avevi salvata, ora. Allora, Vince Tempera, dovete sapere che questa canzone l'ha scritta proprio lui! E non solo questa. Qual è scritta ancora, Vince? Tempera, 2-0. Qual è scritto ancora?
Aspetta, vai. Goldrake. Qual era? Distruggi il mondo e vai tutti insieme. Distruggi il mondo. Ponte. Ufolobo. E poi quale vince? Poi c'è Anna ai capelli rossi. Hai fatto dei capolavori, vince Tempera. Vabbè, vi posso assicurare che tutte queste io vi vorrei portare gli estratti conto della SIAE di quest'uomo, esatto. perché bastano queste 3 canzoni, veramente il bollettino SIAE di queste 3 canzoni, per quanto sono andate in onda. Infatti vince Tempera. Mi posso inginocchiare? Sì, un attimo. Febbre da cavallo, ti dico solo. L'hai fatta te? Sì. Vai! E questa febbre da cavallo secondo te, Cremonesi? No, quasi. Secondo te è questa? Scusa se è questa febbre da cavallo, quella è febbre tua, non da cavallo. Eccola qua! Non era così. Bravo, vince. E poi tra le sue, nella sua carriera c'ha una canzone di Fantozzi. Quale? Nel film di Fantozzi, Villaggio che canta. Esatto, bravo. Vedi, lui sa tutto. Purtroppo il punto esclamativo e interrogativo si disegna nella faccia di Enrico Cremonese. Nebbia e Barbadà. Però il nostro maestro vince Tempera ha anche un'altra nota di merito nella sua medaglia, nel suo curriculum. Ha diretto me al Festival di Sanremo 1995, quando io persi il tempo della canzone. Lui non guardò l'orchestra, si girò verso di me e lì la faccia fu eloquente, cioè proprio io vidi le parole, anche se lui non le pronunciò, erano queste: ma che cazzo stai facendo? E lì la sua faccia fu quella, e siccome io andai fuori tempo, lui roteando il braccio a mo' di treno voleva rimettermi in carreggiata e diventò paonazzo viola. Grazie ancora per quella sera lì. Grazie. Dirige Vince Tempera, me lo ricordo ancora. Grazie Vince. Che cos'è questa? È l'originale? Questo è il Sanremo, sentite. Ora vado fuori tempo, sentite. Dividono da quegli immensi. Non avevo mica cantato male, dicevano che avevo cantato male. Così nelle braccia tue. Dov'è che ho sbagliato? Corrono, Perfetta. ma non Ti dico io, questa è la seconda sera. Perché fu la prima il problema, questa è la seconda. È la prima sera. E allora mi hanno massacrato ingiustamente. Guarda, era all'inizio secondo me. Secondo me era all'inizio, proprio. Stop, era all'inizio. È un pochino calante. Sì, calante. Calante è tua sorella, Cremonesi. La chiamo la sorella Calante. Leggermente calante. Vabbè, però andiamo avanti, se no oggi non abbiamo fatto ancora niente. Stiamo facendo del sano cazzeggio, però molto divertente. Che volete? Allora, scuola di musica Bessicchio compra le matite e vince Tempera. Questa, ragazzi, è storia dell'umorismo. Ieri sera avete visto Amici? Ieri sera, finito tipo Marco Carta. Finito stamattina alle 4, credo. Sì, ma hanno detto ha vinto Marco Carta. Lo so. Il ragazzo sardo. Sentivo in casa mia gridare: "Vai Marco!" A chi era? Mia moglie, che è fan di di lui, c'aveva c'aveva gli striscioni da sola sul divano Marco Carta. Io divorzierei domani. No, e che devi fare? No, vabbè, l'amore è amore. L'amore è cieco. Allora, volevamo cominciare, che nel frattempo sta arrivando Renga. Sì. Renga, quando una volta che arriva Renga, poi quando c'è Renga non c'è Renga che tenga. La rima. Secondo te? Perché io ho detto non c'è Renga, aspettavo che tu dicessi che tenga. Certo. Oggi siamo veramente. La legge del Renga, no? Siamo veramente in forma. La pura legge del Renga. La famosa legge del Renga.
Vabbè, dai. Vabbè, basta. Vabbè, renga avanti, cretino. Esatto. Allora, cominciamo. Tutta la vita. Non finiamo più. Sì, allora, vogliamo cominciare con che cosa dovevamo parlare? No! No! Scusate. Non gli va. No, non mi va. Non gli va. Non mi va. Sai che non mi va? Sì. Che cos'è? Niente. Nulla. Vabbè. Beh, come stanno andando le cose, caro Marco? In Italia? Lo sai, sì, no? Hanno vinto da poco delle elezioni. Esatto. E lui ci chiama. Sembro scemo, ma vedi? Ci chiama. Ultimamente hai visto, sta sempre al telefono con dappertutto. Con Bossi, con Fini che litigano tra di loro. Non c'è niente da fare. Sentiamo come di che umore sarà oggi. Penso buono, però. Sentiamo un attimo. Squilla intanto il telefono. È morta. Sentiamo se. Rispondete per favore, sennò tutta la mattina squilla, ragazzi. Sentiamo, pronto? Pronto? Con Wii già capisco io. Dove vuole andare a parare? Wii. We are the champion. Appunto. Immaginavo. Sì. We are the champion. We are the world. Vedo che se la canta anche oggi, me la canterò ancora almeno per 5 anni, caro Baldini. Lo so. Io canto. Le mani in tasca e canto. A proposito di mani in tasca, ve l'ho detto che quest'anno bisogna fare sacrifici. Sì, l'abbiamo letto stamane sui giornali, è costretto a prendere decisioni impopolari, ha detto. Infatti. Ho detto così? Sì, è costretto a prendere. Intanto non sono costretto. Io ho vinto e quindi non mi costringe nessuno. Va bene, ok. Ci può anticipare qualcuna di queste decisioni impopolari? Intanto la Carfagna, ministro della famiglia, già una bella cazzata. Ma qui non posso farci niente, ci sono le quote rosa, o mi prendevo la Carfagna o la Zanicchi. Adesso, detto sinceramente, lei Baldini, nelle lunghe notti di riunioni del Consiglio dei Ministri, tra la Carfagna e la Zanicchi, cosa vi sceglie? Beh, guardi, non so valutare le qualità dell'una o dell'altra. Baldini, ma anche a occhio si vede quali sono le qualità. Vede, lei non è portato per fare il premio. Vede, infatti. Sa un altro che era negato come lei? Chi era? Il Prodi. Ma va? Ecco, lui alle politiche comunitarie ha messo la Bonino. Io metto quella sventola della Prestigiacomo. Ora, secondo lei, i nostri rapporti con la comunità europea non migliorano? Basta dirlo, basta dirlo che la Svizzera ha fatto domanda per entrare in Europa. Addirittura la Svizzera. Scusate il telefono. Pronto? Gianfranco, dimmi. Ma cosa ha fatto l'Umberto? Non litigate. Passamelo. Passamelo. Un B. Allora, smetti di chiamare la Prestigiacomo con il numero di Gianfranco e anzimare e dire zozzerie. Smettila. Sono ragazzi, si divertono. Poi lei se la prende con Gianfranco e Gianfranco chiama me e io sono costretto a chiamare te, ok? Ciao. Sì, ce l'hai duro, lo so. Basta coi cocktail. Allora, no, Umberto, scegli. O Cialis o Viagra. Insieme no, da dipendenza. Va bene? Grazie. Scusi, ciao. Presidente, problemi? No, sono ragazzi. Sentono la primavera, l'ebbrezza della vittoria. Sì. Ancora. Pronto? Stefania, dimmi. Come ti vogliono vestire? Da infermiera. Allora, di a quei due che se non la piantano gli faccio fare il gioco della bottiglia soli con la buongiorno, ok? E la bottiglia la gira sempre lei. Va bene? Basta. Arrivederci, a risentirci. Ma come dobbiamo fare? Fammi salutare Lucio Di Benedetto e Mauro Berto che in questo momento sono in un villaggio che lavorano, sono due miei ex colleghi che saluto con affetto, tra l'altro Lucio, mio amico d'infanzia. Quante cose ti ho raccontato che ho fatto con Lucio, ti ricordi? La famosa che stavamo dietro al bar, tutto. Che arrivavano le prime donne nude in gelateria negli anni 70, noi eravamo piccoli ragazzi siciliani lì, indifesi dietro un bar ed erano i primi topless, si presentavano lì davanti e dicevano buongiorno, un caffè per me? Sì, tutte nude e noi non sapevamo come fare. Meno male che c'era, perché sapevamo, vedevi una cosa così, noi andavamo proprio subito.
Meno male che c'erano questi frigoriferi dell'Agida, mi ricordo. Quelli che si aprono dall'alto. Sì, me lo ricordo. Quindi ci mettevamo lì e tipo la stiratrice. Sì. Sai le stiratrici quelle delle lavanderie. Allora, abbiamo Bobby Solo in linea e mi dicono: allora Bobby. Allora, Bobby, dove sei? Fiorello, abbiamo fatto, grazie ai tuoi consigli, il miracolo, siamo 22 persone. Un applauso! Fatevi sentire! Ecco, applaudite! Incredibile, ragazzi, dove siete esattamente? Siamo a McDonald's, perché Sì, siccome McDonald's è un po' poverello, dobbiamo fare un po' di pubblicità per aiutarlo. sì. Poverino, questo non ce la Non fa. da fare che tra un po' c'è Valzania che scende con una pistola quasi. Ho qui un batterista bravissimo, Antenore Adami, se tu vuoi facciamo un rock and roll. Vai, parti di rock and roll, parti! Tenete il microfono. Si è portato la batteria. Il microfono, che c'ha il microfono? La maggiore. La Come maggiore. on everybody, all a lot of shaking going on. Yeah, come on everybody, Ragazzi, incredibile. all a lot of shaking going on. Cos'è? Due Wuster. Oh baby, we got me the chicken in the morning. My phone, I gotta shake, baby shake, yeah. Shake, baby shake, oh yeah. Shake, baby shake, everybody gotta shake, baby shake. We gotta shake it in, baby. All the lot of shaking going on. One more time. Come on everybody, cause we got a chicken in the morning. I say, come on everybody, cause we got a chicken. Cioè, ragazzi, incredibile. Cioè, Bobby Solo riesce ad avere una bella voce al telefonino, We got a chicken in the morning. My bone. Ma il batterista. Bobby Solo! Grazie Bobby! Ma che sta succedendo? Stanno ancora. Bobby! Non ti sento. Fermate Bobby! Bobby, Incredibile. Eccoci qua. Bobby. Silenzio. Scusa, Bobby. Sì. Il batterista dove batteva? Cioè, no? Batterista, Antenore, fai sentire. Shake, abbiamo un rullante da strada. Un rullante da strada si è Shake, portato. baby, shake. Oh yeah. Ma siete fuori all'esterno? Si sente? Sì. Col rullante. ora. Scusa, purtroppo lui. Antenore Adami, il mio caro il tuo batterista, ma dove siete? All'esterno siete? All'esterno, perché all'interno c'era un po' di odore All'esterno di fuori cibo. dal magazzino. Dopo mi viene appetito, capisci? Ho Perché capito. qua c'è l'aria pura. Ma voi fresca. avete la radio lì? No, chi c'ha una radio qua? Ma Nessuno. come che c'è una radio? Ma ti dovevo organizzare Un questa radio? signore, no, c'è un signore con la radio all'auricolare però. Cioè, chi è uno di quei neri da Non America? sono riuscito a trovare. E allora c'è una sorpresa per Bobby Solo, un brano inedito che non si è mai sentito e noi siamo riusciti a trovarlo e si intitola credo Zidane o qualcosa del genere. La capoccia di Zidane. Vai, che favoloso, una Si intitola La capoccia di Zidane. Nel frattempo al McDonald's di Verona nuovo McMenù, Big Mac, patatine e canzone di Bobby Solo a €7. Esatto. Mac solo. Hamburger alla zingara. Allora, grazie a Bobby Solo e la capoccia di Zidane. Senti che roba, Da oggi al McDonald's il Chicken Bobby. Nel mondiale, la capoccia di Zidane non si può dimenticare, ma la prende e si fa male. è Bobby Solo. Ma questo rumore cos'è? A noi sembra vabbè. Una rana ubriaca. Sì, no, sembra un'altra cosa, però Basini, ho capito. Sta d'inverno. No, figurati. Oggi qualcuno in porta tirerà, questo non porta bene, se vuoi sapere perché, Ma sentite. devi domandare al presente. Ah, qui è in francese, eh? Fantastico. On se retrouve dimanche à chercher de
male. Nel mondiale, la capoccia di Zidane non si può dimenticare, chi la prende si fa male. Nel mondiale. Grazie Bobby Solo con questa canzone che è arrivata con 2 anni di ritardo, Sì, non è mai infatti. uscita, siamo riusciti a trovarla. Ragazzi, C'era un motivo, sono sì. delle notizie incredibili. Una te la dico subito, Baldini, Sì? sulla Quale? Casa Bianca. Che è successo? Si è scoperto cosa si sono detti il Papa e Bush nei 20 minuti. Sapete, hanno fatto questi 20 minuti di colloquio privato. Pare che Bush abbia chiesto a Benedetto XVI se in paradiso si trova petrolio. Sai Meno com'è? male. Tante volte. E invece una notizia di scienze: è stata ricostruita dagli scienziati americani la laringe dell'uomo di Neanderthal. Ho capito. Emetteva suoni che oggi sembrerebbero disumani. Allora abbiamo in esclusiva il file MP3. Ecco la voce disumana. Sentiamola. Ciao, sono Rosa Russo Iervolino. Sto computer, vada nei male, arrivano agenzie di tutto e di più, veramente. Senti, vogliamo addentrarci ancora nella politica? No. Dai, su. No, hanno vinto, bisogna ragazzi, dargli che ora è? spazio. Sta per arrivare Franci. Sì, ora poi arriva Franci Franci. Renga. Bisogna dargli la spazio. canzone di Bobby Solo, Sì. È strano, eh? Chissà come l'ha fatto quell'effetto. Bah, mio nonno davanti alla TV spesso Faceva quell'effetto. qualcosa di simile. Mio Non vedeva nonno l'ora davanti di alla TV. esplicare, veramente. No, non ho detto niente. Va bene, allora diciamo ancora politica. Ma sì. sì, perché c'è Maretta, lo sai, no? Fanno già, litigano per i ministri. Perché adesso la Lega vuole i suoi, cioè, insomma, dai, non è così semplice. No. C'è uno che sai che molto probabilmente diventerà ministro della difesa, che sta tornando prepotentemente alla ribalta, si chiama Ignazio, lo conoscete tutti, la russa. Vediamo se c'è. Come l'ha presa sta Maretta? Sentiamo un po'. Sentiamo, noi lo chiamiamo, abbiamo un filo diretto. Sentiamo se c'è. Ignazio la russa, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, una padellata di minchie. Ecco. Se si azzardano a toccarmi il Ministero della Difesa, prendo la bombarda e sparo a pallettoni. Non l'ha presa troppo bene, mi sembra un po' arrabbiato. No, questo è fair play. Lei non mi ha mai visto arrabbiato. Se ero davvero alterato non prendevo la bombarda, salivo sull'idrovolante e sganciavo le bombe al fosforo. Sul che mica ride? No, niente. Senta, lei comunque ci conferma che dovrebbe essere nominato ministro della difesa. E chi lo dovrebbe fare? Non lo so. Castelli, Fini, Frattini, con questi nomi al massimo possono aspirare al Ministero dell'Uncinetto. In Parlamento gli unici nomi da uomini sono 2. Quali sono? Presti Giacomo e poi Carfagna. Certo che sono 2 donne. Io sono l'unico che può fare il ministro della difesa. Ah, sì? La mattina al posto del topobarba io mi metto il napalm. Senta, ma lei non può essere così davvero, così rude. Qualche tipo di sensibilità ce l'avrà. Ma come no? Io amo molto gli animali, ne ho 3. Che animali ha? Un cinghiale da guardia, un'anaconda da salotto e un caimano da soggiorno. Scusi. L'occhio mi esce. Lo vedo. Come sarebbe a dire da soggiorno? Perché? E perché gli faccio mangiare gli extracomunitari, compreso il permesso? Di soggiorno, vabbè. E con questo la saluto. Va bene, noi la ringraziamo. Ehi, lei è comunista? Beh, insomma, simpatizzante. No, lei deve dire è comunista. Vabbè, sì. Perché dopo le elezioni diventa simpatizzante e prima delle elezioni No, era sono sempre comunista. la tessera non ce l'ho mai avuta. Forza, mi risponda. Sì, allora sì. Eia. Che è? Eia che? Lo so. Ne mancava un pezzo. Ma perché non gli ha risposto? No, perché sai, quello era un grido di battaglia che non mi appartiene, ma. Ho capito. Sì. Allora ci siamo quasi. Il Renga Moments sta per arrivare. Il Renga Moments. Sta per arrivare, ma prima. Cremonesi, hai qualcosa da dirci, da fare, no? No. No, tu non hai preparato niente, un qualcosa così, visto che siete lì.
Fa dei fiati, stanno per morire. Stanno là sopra che non suonano. Si sentono male. Si sentono male, fai un jingle, c'è il maestro. Maestro Vince Tempera. Dica lei qualche cosa, non so. Vedo che sta. Cosa hai pensato? Chieda. No, lui non pensa. Chiedo? Sì. Chieda. Chiedo? Sì. Chieda a Fantozzi. Attenzione. No, non la sa. Già so che non la sa. Lo so. No. Ti chiedo. Da maestro a maestro. Da maestro a maestro. Soleado. No, ma Soleada, no, vabbè. Chi l'ha scritta? Io. Anche quella! Ma veramente? L'ho prodotto. Ah, l'ha Ho prodotto prodotto. il disco. E chi l'ha scritta Soleada? Ciro D'Amico. Chi? Ciro D'Amico. giocava l'attore cinematografico, no? Della Eagle Pictures. Della Eagle Pictures. Sì, poi mica... da cantante è diventato, ha fatto i film. E senti, scusa Vince, canzoni ne ha scritte, cioè canzoni non sigle come Gold, canzoni, proprio canzoni, la tua... Io? No, mai. Mai, solo sigle. Sono sigla o film? Quale film? Film. Vabbè, Febbre da cavallo. No, c'era Sette notti in nero, che poi è diventato. Giallo, sì. Hanno preso la musica e Tarantino l'ha usata per. Ah, vero, Kill la Bill. musica che ha usato Kill Bill è la La tua? mia, sì. Signori, Vince Tempera ha fatto la colonna sonora di Kill Bill di Tarantino! E il conto in banca aumenta, è incredibile, la SIA è pazzesco. Ma cos'è della finanza, del fisco? No, io sono malegato. Hai un po'. Mi piacerebbe un tenentino del fisco. Mi piacerebbe che tutti gli italiani pagassero le tasse, soprattutto chi Con la guadagna SIA molto. non scappa niente, lo sai. Chi guadagna molto come noi, insomma, che sia preciso e paghi giusto. Io spero che i miei commercialisti facciano tutto quello che devono fare, perché dopo che uno dice una cosa così, se poi scoprono che hai qualche magagna, ti mandano siccome penso di essere una cartolina preciso, e siamo in due, perché so che anche Francesco Renga, a parte le spese di parrucchiere che quelle. Ma scusa, ma non ha domiciliato in Liechtenstein lui, no? No, Renga è di Breca, di Brescia. della sida corsa, Gnaro, dai, domiciliato in Brescia. Va bene, te la sei sfangata anche stavolta, Cremonesi, senza e fai Soleado. Dai. Bravo, la sa fare pure mia figlia, guarda. Ti giuro, la fa col pianino della Bontempi. La fai proprio. Beh, a sto punto gliela faccio cantare pure al pubblico, vai. Bello, un pubblico meraviglioso oggi. Era un bravo ragazzo, purtroppo è scomparso. Sai che sta cantando Vince Tempera? Prova a non cantare, Cremonesi, ecco. Il pubblico voglio sentire. Di Forza Mi è Italia. bastato, grazie Cremonesi. Signori, giunto il momento, mi dicono che è appena arrivato con la Air Brescia, sta arrivando, anzi è già lì. Ladies and gentlemen, Francesco. Non fare nulla. Quale radiopromozione? C'è una radiopromozione? Sì. E allora Francesco viene dopo. Vai, radiopromozione. Radiopromozione. Mike, telefono o mail? Tanto con Infostrada le abbiamo tutte e due. Mail, scriviamo a tutti gli italiani. Guarda che sono 57 milioni. E allora scrivo io, tanto abbiamo un anno di tempo. Vabbè. Allora comincia. Abate Abramo. Abate Angelo. Così ci mettiamo 200 anni. Con Infostrada, ADSL gratis e telefonate a zero. Zorro, Diego. Dai, che tardi, vieni a letto. Chiama il 159. Promozione valida fino al 31/12 al costo di €14,57 al mese. Per copertura, costi e limitazioni vai su infostrada.it. Eccoci, allora purtroppo Renga è stato proprio ricacciato indietro dalla radiopromozione, ma ecco, lo vedo, lo scorgo. Signore e signori, ladies and gentlemen, amici di Viva Radio 2, Francesco Renga! Coprirò le distanze per venire da te, misurando le forze quando vento non c'è. In un giorno di sole volerò via da qui. Sono ferro e cartone, le mie arie così. Farò in modo che il viaggio sia il più
bravi. Quando segna Totti fanno Francesco Totti. Come Ciao va? Francesco. Ciao a tutti. Vieni giù Francesco perché Francesco si è materializzato sul palcoscenico. Eccolo qua in tutta la sua bellezza, Francesco Renga. C'è il maestro Vince Tempera. Ciao a tutti. Come va? Vi ho sentiti prima per radio. Ti sei divertito? Ilari. Chi? Blasi. L'ilarità qui si taglia a chili. Poi soprattutto hai sentito musicalmente il maestro Cremonesi come pronto. Preparatissimo. Tutto. Grande maestro, grazie mille. Grazie a te. Fai Fantozzi. Noi abbiamo parlato di te in quanto, a parte un ottimo autore di canzoni, ma anche interprete, perché tu potessi interpretare qualsiasi cosa, qualsiasi canzone, secondo me la dai in mano a Francesco, te la fa. Ti spiace? Mi fai solo l'inciso Angelo e poi mi devi fare il passaggio dopo, perché c'è in quella canzone, io trovo che guarda che prima ho sentito era perfetta praticamente, solo che lì tu ti agiti, pensi già a quella nota lì. Tu invece non ti agiti. Io mi distraggo. E a che pensi? Prenditi cura di lei. Però si è alzato, vedi? Lei non sa vedere al di là di quello che dà l'ingenuità. Ecco, aspetta, vai. È parte di lei. Continua. Che è parte di me. Cosa resta del dolore? E ti preghi, se Dio non vuole, parole vane al vento, ti accorgi in un momento, siamo soli e questa la realtà. Ed è una paura che non passa mai. Angelo, mi distraggo. prenditi cura di lei. Lei non sa vedere al di là di quello che dà, e tutto il dolore che grida dal mondo diventa un rumore che scava profondo nel silenzio di una lacrima. Adesso di nuovo. Ancora. Grazie. Va su, guarda su, ancora. Ma ancora su. Ancora più su. Lei non sa vedere al di là di quello che dà l'ingenuità. Bravo Francesco Renga, ragazzi. Ma poi che bella canzone, eh? Sì. Beh, non a caso ha vinto il festival. Ha vinto il festival di Sanremo, no? Ha vinto il festival di Sanremo. Dove l'hai messo il premio? Sai, domande. Pensa che me ne hanno dati. Ce n'è uno generale, quello orrendo, colorato. Poi ce ne sono 4-5, tutte dorate di ste cose. Quindi l'ho distribuito un po' agli amici, me ne sono rimaste 3 a casa. Cioè uno vince Sanremo e gli danno tutta quella roba lì. Ma quando ho vinto io mi hanno dato uno per l'autore, uno migliore autore, uno migliore l'interpretazione, uno migliore la critica, look, canzone non protagonista, la miglior sorriso, occhi, amico. Prossimo anno Sanremo lo fai? No, non lo farai mai più. Perché? No, saresti andato, avevo letto qualcosa che ti sarebbe piaciuto andare quest'anno, poi Pippo. No, volevo andare con un'altra, non riapriamo. Allora, io te la devo dire tutta. Pippo non lo fa per male, però Pippo odia fondamentalmente chi ha capelli come i tuoi. Quindi tu hai mai visto più Niccolò Fabi a Sanremo? Hai ragione. Branduardi l'hai mai visto? Branduardi l'hai visto mai più a Sanremo? E allora purtroppo lui appena vede gente capelluta, no,
Vabbè. Ma oggi mi hanno sequestrato ancora i prodotti in aeroporto. Ma che è sta storia? Ma facciamo allora, una cosa. Amici che fate la sicurezza negli aeroporti, porco cane. non potete a Francesco Renga sequestrare lo shampoo. Proprio lo shampoo gli levate, voi l'avete ammazzato. Ho incontrato lui a Chi? Napoli. Il professore di facciologia lì, Robioni. Che cosa è successo? L'hai visto proprio tu con i tuoi occhi? Io l'ho visto insomma l'hanno fermato e ha detto no, lo shampoo mi dispiace, si prenda la valigia ma lo shampoo no. Perché lo shampoo è pericoloso. Lo shampoo no e bisturi sì. No, mancano niente. No, perché lo shampoo è pericolosissimo. Metti caso che infatti, ma scusa, gli ho detto, ma cioè vabbè, non è che sono popolarissimo, però dico non sono, appunto, però dico no, metti caso che sai cos'è un terrorista? Se ti prende lo shampoo, lo mette in mano, guarda tutti, fermi tutti! Certo. Se no me lo spalmo. È un dirottamento antiforfora, fermi! Succede, cosa che succede. Vabbè, comunque è andata così. Beh, tra l'altro noi oggi dobbiamo prendere un aereo, stiamo facendo gli spiritosi, dopo la radio noi fuggiremo tutto con gli autori perché abbiamo uno spettacolo da fare all'estero, diciamo così, e partiamo oggi, quindi amici che a Fiumicino saremo lì oggi pomeriggio. Io non ho liquidi, non ho niente, ho uno zaino, non ho forbicine per le unghie, non ho limette. Praticamente non si lava. Non ho niente, non porto nulla. Io proprio entro così e passo il metal detector, è una figata. Quelli dice ma bravo, perché io mi spoglio prima, capito? Fatelo anche voi. Tu Baldini, purtroppo a te ti suona il mento, quindi ti stavo per rispondere. Senti Francesco, abbiamo dato un'occhiata su YouTube, no? Perché basta, oggi il mondo è così. Se oggi vuoi sapere qualcosa di qualcuno, anche se non sei famoso o popolare, vai lì e trovi. Abbiamo detto Francesco Renga e abbiamo trovato Francesco Renga che interpretava altre canzoni non di Renga, e io me ne sarei preso una, te la faccio a sorpresa senza che tu l'abbia mai provata, però ti concedo il testo. Okay. Vai col primo accordo. E allora guarda la mano! Guarda la mano! Ora! Scusa la cuffia. Vai! Pugni chiusi, non ho più speranze. In me c'è la notte più nera. Occhi spenti nel buio del mondo, per chi è di pietra come me. Pugni chiusi per tutto, per sempre. Non ho più ragione, la vita. La mia salvezza sei tu. Sei l'acqua limpida per me. Il sole tiepido sei tu. Torna qui da me. Pugni chiusi, non ho più speranze. In me c'è la notte più nera. Occhi l'alba, un raggio di sole disegna il tuo viso per me. No, sono stati computerizzati fino là. Francesco Renga, che voce ragazzi, senza prove, senza prove, gli abbiamo messo
gli abbiamo messo davanti il testo, perché questa è una bella canzone questa, È bellissima, Ricky Gianco. Su YouTube eri coi capelli corti quando cantavi sta Ero canzone. capelli corti, ero giovane. 7 anni fa, perché. Ma questa qui era una delle prime cose che avevo fatto con la band, con i Timori. No, più di 7 anni fa. No, ma Di più. calcolavo la crescita, scherzi. calcolavo. Sì, che Questa fai, cosa come- io l'ho registrata, mi ero appena rotto un femore, me lo ricordo Che per bello. quello, quindi l'ho cantata con le stampelle, quindi era l'89. Che come mai ti eri rotto un femore? Calcio? No, niente, piedi. Moto? Piedi. A piedi, cioè? Come un pirla, A casa? proprio. A casa. Non ci credo. Sì, sono stato uno dei pochi. Dentro casa? Pirla, in casa di Omar, del mio ex chitarrista Pedrini, sì, mi ero rotto ma la casa del padre, sotto in un praticamente sono caduto in una bocca di lupo portandomi dietro una. Scusa, non ho capito, cos'è la bocca di lupo? Credo che sia quella dove si scende la scala per andare in cantina, giusto? Però dalla parte dove non c'era la scala. Che bello. È bellissimo, sì. 3 metri E lì? con vaso di fiori di cemento da 150 kg. È la prima volta che hai toccato il do lì. Lì ho toccato anche vorrei. È che Omar voleva fare lui il cantante, capito? Allora gli ha levato la scala, gli ha levato. Ti immagini i primi segni? Esatto. Questa è cattiva. Questa è cattiva. Allora, che rapporti siete adesso, tutto il gruppo? Beh, ci sono riavvicinamenti? No. Niente. No, beh, niente, No, poi però pensavo. saluto Omar che sì, lo saluto per un. Ma questo è insomma, molto così. bello. Lo saluto Tanto alla Con un messaggio ora puoi rimettere mancherebbe. la scala, vero? No, togli almeno la fiorina. Senti, c'è un'altra notizia che devo interrompere sul Stati Uniti. Ci sono stati problemi ieri durante la visita del Papa. Purtroppo per colpa degli sponsor. Pensate, Papa Ratzinger ha dovuto celebrare la messa con la Coca-Cola a posto del vino. Signori, è stato bello fare questo mestiere. Ma dai, una battutina. Ma secondo te? Il mondo ha bisogno di secondo tante te? cose. È un uomo Io, di spirito, io dico sempre, se Gesù Cristo fosse oggi su questa terra non si arrabbierebbe mai, anzi direbbe così farebbe. Una risatina se la uomo farebbe. di spirito, Sì, di spirito, fa scherzi. certo. Ha detto, lui Sì, l'aveva ha detto detto, pure. Non sì. mi ricordo le parole esatte, però su un Vangelo c'era sorridete A Fiorello. sorridete che vi sarà sorriso. Sì, ma, insomma, qualcosa del genere, dai. Non era. Vabbè. Io vedo già fra 30 o 40 anni. Ti sembrava di essere spiritoso quel giorno? Vieni qua ora, vieni. No, sono 30 e 40, no? 40 anni. Tu dici che di vita? 40 ancora, dai. Prima, io voglio andarmene prima. Non ti pare che voglio arrivare a 70 anni, 80 anni? A me mi basta, Anche quanti ne ho? 110. Ma a me pure l'anno 47. No, perché c'ho l'aereo oggi pomeriggio. Avete bravo. capito, ragazzi, prendete un altro volo perché io me la sono tirata da solo ormai. Ho detto oggi, vabbè. No, Non è vero. Gli toccherà Francesco, anche a lui, Francesco, tanto diciamo subito che hai fatto un bel CD e non lo diciamo a Fatto un bel tutti CD, perché è un bel grazie CD, mille, un bel grazie. CD, un bel lavoro, si sente che ci hai lavorato, infatti, quanto ci hai lavorato? Ci ho lavorato 3 anni. 3 anni, cioè 3 anni. Disco, libro, ho fatto tutto. Cioè, noi in 3 anni abbiamo fatto 9 edizioni di Viva Radio 2, abbiamo fatto televisione, Viva Radio 2, noi abbiamo fatto un disco, quindi è fatto come... Non è detto, però uno può essere solo lento. Io ci ho messo tutto, insomma, l'amore, la passione che No, ma potevo. si sente, ti posso assicurare che Grazie si sente. mille. Parte Ferracartone, ma dopo sentiremo, e a me piace tantissimo, dimmi, alla fine però, alla sì, fine, alla fine. anche perché prima devi pagare Dazio, lo sai, che non so se lui vorrà duettare con te, bisogna Mica che prima detto, dobbiamo chiederglielo. Io, guarda, se posso spezzare una lancia, sono venuto quasi esclusivamente per quel momento lì. Per Paolo Fava. Paolo Fava. Va bene, va bene. Senti, abbiamo programmi della serata oggi? No, oggi no. Oggi, C'è oggi non fanno nulla. Sciopero, non in fanno TV, una in città TV. di niente. Cosa c'è allora? Io direi di maestro. Lo chiamiamo già- subito, chiamiamo, maestro dai. Fava? Maestro Fava. Chiamiamolo subito. Allora, battete le mani, mi raccomando. Piano, con piano, le dita. piano. Sì, piano piano. Signori, è con noi Paolo Fava. Buongiorno maestro. Ecco, sta arrivando. Buongiorno. Buongiorno. Maestro. Buongiorno. Oggi non ho motivo, insomma, di essere da voi. Sono passato purtroppo accidentalmente, quindi che stavo portando fuori il cane. Ecco, ci fa piacere. Passavo. Cosa sta facendo di bello in questo periodo, maestro? Ho deciso di concedere un po' della mia arte a voi plebei della musica facendo dei concerti. Meno male, dai. Praticamente mi esibirò tutta l'estate. Si esibirà tutta l'estate. Ha bisogno di esternare la sua arte? No, bisogno di pagare le rate del mutuo. Vabbè, è un problema. Chi suonerà con lei? Ovviamente i musicisti jazz più bravi migliori del mondo, ovvero il Fior. Il fiorfiore del jazz, Fior. cioè? Allora, Mauro Poro, Sì. Fabiana Rosciglione,
Diego Borotti, Claudio Colasazza, Cristian Calcagnile, Guerrino Rondolone, Guido Gorgognoni e Selena Frenuli. Selena Frenuli la conosco. Sì, è famosa negli ambienti. La conosco molto bene. bene. Dove si... Che nome? La conosce anche lei. Vabbè. Dove si esibisce? Non prendetemi per i fondelli. No, assolutamente no. Se no mi alzo e me ne vado. No. Guardi, okay, butto le carte e vado via. Le carte? Così, è un modo di dire. Dove si esibirà? Mi esibirò di giorno, suonerò la tromba nelle spiagge libere del litorale tirrenico. Ah, bello. E come si chiamerà questa manifestazione, maestro Fava? Tromba in spiaggia. Ah, beh, certo, che lei suonerà la tromba. Poi la sera invece suonerò nelle pinete che verranno allestite per i miei concerti. La sera? Mi esibirò da mezzanotte in poi. E come si chiameranno questi concerti? Fava sotto la luna. Senta... Maestro Fava, adesso glielo devo chiedere, lei conosce Francesco Renga? Dove gioca? In porta? No, ma cosa c'è? È un musicista, anche famoso. Se la sente di suonare... Ah, cosa ha detto? Di suonare... No, per favore. Davvero? Musicisti no. Di migliorare. Ecco, io miglioro le canzoni degli un brano con la tromba. Vabbè, dov'è Renga? Chi è? Questo, glielo presento. Chi è di questi? Il cappellone. Quello con i capelli. Anche lei non è che... Buongiorno. Allora, quale brano vogliamo fare? È una canzone di qualche anno fa, Tracce di te, lo portai a Sanremo con Pippo Baudo, se conosci. Purtroppo Pippo. non lo conosco. Non so conosce Baudo? No, non mai sentito. È una cosa nazional popolare? Molto no, niente da fare. Prego, io entro a metà pezzo. Sì, quando vuole lei. Eccomi, bicchiere tra le dita e gente sconosciuta intorno a noi. Venderei a pezzi la mia vita per essere un minuto come vuoi, ma guardami, non sono l'uomo che credevi tu, povera madre. Sì, lo so. Il tempo passa e non ce la fai più ad aspettare, qui non c'è mai no, che mi parli di te. Io mi perdo nel fumo di 1000 parole per fingere che nel silenzio che c'è lungo questo cammino, io le tracce di te. Degno finale del Sublime. Del maestro Sublime, Paolo grazie Fava, mille. sublime. Francesco, questo è da mettere nel tuo palmarès. Grazie mille. Sicuramente. È andato via perché lui scappa immediatamente. Subito. Tra l'altro ricordiamo che questi pezzi li potete sentire Abbiamo, poi esatto, perché- su MySpace, io non so come si fa ad andarci perché io sono ignorante. Perché io sono analogico. www.myspace.com/paolofava Slash. Sì, Slash. Non è un film. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Slash. Quello è Snatch il film. Ah, non è pensavo Slash. Slash. no. Non lo so. Senti, c'è la pubblicità adesso. Ci abbiamo. Sì. Ci cambia canale Buffaldini. Vai. La Jalapas. Le signore hanno già deciso? Qual è la vostra specialità? Beh, assicurazioni auto. Abbiamo Generali a 597 euro, Fondiaria SAI a 623 e Direct Line a 387 euro. Lei cosa ci consiglia? Direct Line, non c'è paragone. Passa a Direct Line, puoi risparmiare 200 euro sulla tua polizza auto. Chiedi subito un preventivo 848 80 03 80 o directline.it. Scopri la differenza. Tariffe dal libretto delle assicurazioni di 4 ruote, edizione novembre 2007, donna profilo 2 Milano.
La vita di un intero popolo dipenderà da lui. Io vorrei che tu trovassi per noi un luogo più stabile e sicuro. Dai creatori dell'era glaciale, Ortone e il mondo dei chi. Che urlate? Lo difenderà dai nemici. Voglio che quel fiore venga distrutto. E dai, piccole, non mi fa fare brutte figure. In ogni modo possibile. E mo' basta, che è davvero? Un'avventura fuori dalla norma, dove anche il più piccolo degli amici è il più grande tesoro mai trovato. Con le voci di Christian De Sica, Paolo Conticini e Veronica Pivetti. Ortone e il mondo dei chi, dal 18 aprile al cinema. E l'umidità la facciamo scappar via. Ogni giorno gli oltre 300 consulenti Fassa Bortolo si svegliano con un pensiero fisso: offrirti le migliori soluzioni per risanare dall'umidità i muri della tua casa. Fassa Bortolo, qualità per l'edilizia. Io scelgo l'elefante di Vitason per diventare più alto di te. Io il leone di Vitason, così ti mangio. Per aiutare i nostri bambini a crescere, in farmacia c'è Vitason Junior, le vitamine amiche dei bambini. Da Antonetto in farmacia. Cefalo, presto, apri il portellone. Tiscali! Comandante, vogliono tutti un passaggio. Tiscali se lo vogliono, da oggi chi passa a Tiscali ci guadagna. Passa a Tiscali entro il 30 aprile. Hai gratis fino al 2009 la DSL senza limiti e 30 minuti di telefonate al mese verso i cellulari, senza canone Telecom. Chiama il 130 o vai su tiscali.it. Bello passare a Tiscali? Tiscali è gratis! Promozione valida fino al 1 gennaio al costo di 14,57 € al mese. Per copertura, costi e limitazioni vai su tiscali.it. Tempo! Ehi! Ehi! Venerdì 18 aprile il Giovanotti Day in replica! L'unico programma che fa venire veramente un dolore alla faccia. Alle 13:40 viva Radio 2 Giovanotti Day in replica! È stata una puntata talmente bella che tutti ce l'hanno richiesta! E allora venerdì 18 Giovanotti Day in replica! Allora la puntata domani la mettiamo pari, ricordiamo la domanda è stata la puntata è stata fatta prima delle elezioni, l'11. Ci saranno anche cose un po' datate, però ce l'hanno richiesta talmente in tanti quella puntata che la ridaremo domani, e poi domenica puntatone dalle 11 a mezzogiorno e mezzo con tutto il meglio della settimana. Allora visto che ieri è finito Amici, certo. Tu l'hai visto, lo vedi Amici? Vedi i talent show? Io li guardo, li guardo, soprattutto però X Factor. Li guarda lei. Io li guardo ma un po' così. Io li guardo... Ieri mi sono addormentato perché alle 9:30. Su Amici? Credo che non fosse ancora cominciato. O era già cominciato? No, già cominciato. Allora già sì, cominciato. Su Amici mi sono addormentato. Forse litigavano e te non ti pensavi che fossero Amici e hai cambiato canale. Amici in effetti non è proprio il titolo più appropriato. Amici. No, ieri qualche segnale di distensione c'è stato, qualche spunto, tipo è morto qualcuno. No, però devo dire che in questi ultimi talent show, no, vedi, soprattutto X Factor, ci sono alcuni. C'era una ragazza Silvia, che avevo visto, non Silvia so sarà. il nome, bella, con gli occhi. Ma cantano bene, devo dire. Vince Tempera, hai visto X Factor? Ogni tanto, non sempre, troppo tardi. No, hai la faccia di chi non l'ha mai visto. Stai mentendo, ho visto l'amica Mara Maionchi. La Marayama, no, devo dire, adesso allora seguite, se guardate X Factor è entrato un ragazzo nuovo napoletano, si chiama Gino, cioè veramente rasenta Stevie Wonder. Cioè ha una voce pazzesca. Io quando l'ho sentito la prima volta sono rimasto un po' così, insomma. Ci sono veramente dei talenti. Io non so, tu ti immagini, ai nostri tempi non c'erano i talent show. Bisogna poi cercare le canzoni. Questa è una grande canzoni. Pure te però, tu scrivi Anna dai capelli rossi però. Scusa, che la canti, ma diventa bellissima. C'erano i talent. Come fa? Anna dai, scusa. Signori, Francesco Renga. Non so il testo. Il testo. Lo so mia figlia. Il testo, guarda, sai quanto ci mettiamo a trovare il testo di Anna dei capelli rossi? Il tempo che Cremonesi ritorna alla tastiera. Ma c'erano i talent veloce però. C'era lo Zecchino d'Oro ai tempi nostri. Sì, era l'unico talent che c'era. Eravamo troppo piccoli per andare. Anna dai capelli rossi, ma tu te la ricordi la melodia? Sì. Sentiamo. C'è già arrivato il testo? Rossi, no. Vedrai che guarda, contate fino a 10 e arriva il testo. 10, 9, 8, 7, molto piano. 7 meno un quarto, 6 e mezzo più un mezzo. Non ha la mamma né papà. Ah bene, ci basta quello, vai. Pronti? Via. Fai un
va come una nubine per amici. In inglese, non ne ha. finto inglese. Yes, and I've done foreign times, and I wanna live in heaven days. Feel the sun all on the wind and fire. I never lose and die to see little all the time. E poi il ritmo me lo ricordo. C'era un rit? C'era un ritornello? C'era questo. Senti che domanda. E il ponte come fa? Che nota è? Non le scrive lui, non le scrive lui, è evidente che non le scrive lui. Io la canto da basso, capito? Perché tu sei un Ma mi è arrivato davvero il testo. Ti è arrivato? Sì. Scusa, me lo fai vedere. Chi l'ha scritto il testo? Albertelli Luigi. Si ricorda tutto, però. Tutto si ricorda. Luigi, Zingara. 2 grammi di felicità. Ma questa, ragazzi. No, questa è l'istigazione dell'incontro. Ma ragazzi, ma che testo è? Ma come 2 grammi di felicità chiusi dentro nel mondo vuol sorridere? Con un chilo l'hanno arrestato. Lo fai adesso. Tante lucciole intorno a me, ragazzi. Prostituzione e droga. Sono 2 grammi anche gli aquiloni, vedi? Prostituzione e droga. Anna dai capelli rossi, Ce l'ho letta. Ho dato un'occhiata. E Anna dai capelli rossi, tra l'altro, si chiamava Luigi in realtà e lavorava sul grande raccordo. Fantastico. Senti, da Matteo e da Mariglia avrà una casa da dormire e un tetto avrà una bambola pure, con cui parlare. Che meraviglia avere un gatto che fa le fuse per me. Bene, che meraviglia, che meraviglia. Che meraviglia. 2 grammi di felicità. Che erano nascosti nella bambola. Mia figlia canta queste cose. Fai la colonna sonora del film, com'era lì? Il tempo di Cosimo Mele. Non ce l'hai? Che cosa? Non l'hai capita, non l'hai capita. No. Perché tu non sai, tu sei sulla terra succedono cose cremonesi che tu non sai. Però questa è un reality. La sta facendo, vabbè. Questo è il testo è una notte andai in un hotel di Roma. Cos'è? Poi no, niente, una cosa altro che 2 grammi, ce n'avevo mezzo chilo. Ma questi secondo me siete pazzi. Casini mi ha mandato via dall'UDC. Basta, dai, non siamo cattivi, allora colleghiamoci il giorno dopo ad Amici, sentiamo la sala prove. Sentiamo Carta Marco Carta. Insieme a Grazia Di Michele, sua grande ormai acerrima nemica era, però ormai ha vinto, dunque sarà contento. Ho vinto! Ecco. Ho trionfato! Sono in cima alle scale del successo, mentre Pasqualino è bloccato in ascensore. Grazia Di Michele! Contento. Grazie Di Michele, sono il trionfatore, ho umiliato sia Roberta che Pasqualino per festeggiare, ho fatto una danza a Maori con platinette e suoi tatuaggi. Grazie Di Michele, non capisci nulla di musica, sei il broglio elettorale della musica italiana. Oggi non piango, non riuscirai a farmi piangere oggi. Guarda che hai avuto solo fortuna, ricordati che tu non sai cantare. Ma aveva detto che non piangeva. Grazie Di Michele, io ti odio. Tu ce l'hai con me solo perché sono sardo. Io sono un passerotto cagliaritano e la Sardegna è il mio nido. Tu provi insofferenza nei miei confronti perché sono la uriga della musica italiana sulla via del successo. Tu mi odi per la mia inarrestabile robustezza e la trascinante sovrabbondanza creativa. Maria Iurma, dove siete? Grazie Michele, tu non puoi parlare di musica con me, tu stai alla musica come Bertinotti sta al Senato. E poi ti vuoi allontanare? Allontanati che ti puzzano le ascelle. Guarda che a me non puzzano le ascelle. Ma se a scuola quando alzavi la mano per dire presente svenivano pure i bidelli. Ma che stai dicendo? Grazie Di Michele, sei l'inestettismo fatto persona. Hai le gambe così corte che non riesci ad allacciarti le scarpe senza abbassarti. Hai i capelli unti. Sono così unti che per friggere le patatine ti basta spalmare la padella in testa. Per favore. Hai le gambe così pelose che sembrano 2 peluche dei Muppet Show. Lo sai, grazie. Guarda che io non ridere, grazie a Michele. Ma cosa ridi? Da uomo ridi, grazie a io Michele. non sono pelosa, non ho neanche bisogno della ceretta. Certo, il diserbante ti serve per quei pelazzi neri e ricci. E poi come puoi giudicare me, il trionfatore? Io sono il trionfatore, proprio tu che non sai cantare. Tu stoni pure quando fai il mimo. Guarda che io non sono stonata.
Ma sei stonato pure agli esami di maturità, anche se hai fatto scena muta. Tu stoni pure sott'acqua. Ormai sono il conquistatore, il condottiero della musica italiana. Sono l'ambasciatore della melodia italica nel mondo, mentre tu sei la Fiat Duna della musica italiana. Non urlare. Pasqualino è molto più bravo di te e tu non sai cantare e io sono una cantante di successo. È successo. E piange. Cazzo di Michele, sulla parola successo evito di fare battute. Perché il pubblico è intelligente e ha capito. Sei maligno e prepotente. Non puoi parlare di musica. Tu sei il Salgari della musica italiana. Ne parli senza averla mai vista. Sei lo yogurt della musica italiana. Sei acida. Grazie di Michele, eri da consumare entro il 10 ottobre 2001. Sei scaduta da 7 anni e non lo sai. Maria! Grazie Marco. E la grazia di Michele. Allora, abbiamo qui, Francesco, ci sei? Eccomi qua. Ma tu vivi a Brescia? Vivo a Brescia. Come si vive a Brescia? Bene. Hai votato, sindaco adesso, hai votato Lega? Io può essere. Beh, è andata forte anche lì, no, la Lega? Sì, no, lì so che è cambiata la giunta, non c'è più il Corsini, il vecchio sindaco, però aveva finito il mandato ormai. Paolo, ciao Paolo. Città. Ce n'è uno nuovo. Giovane? All'armatura. Sì. Adesso mi sfugge. È vero, giovanissimo, sì? Paoli, sì, ragazzi, gente giovane, sindaci giovani, gente fresca, gente fresca. Allora, siamo giunti al momento del singolo, cosiddetto singolo, no? Quando poi si cambia la promozione. Però questo singolo che io già c'ho in testa, cioè già si sente parecchio nelle radio. Come sei messo nella famosa, come si chiama? Music Control. Ma è sempre stato, ma è uscito già da un po' questo, è stato terzo, quarto, quinto, adesso non ne ho idea, veramente non lo so. No, è bellissima canzone. Però so che va io bene. spero che Cremonesi l'abbia preparata. Sì. Grande Cremonesi. Allora, però facciamo una cosa, noi facciamo sempre un esperimento. Okay. Partiamo col CD, no? Partiamo col CD, quindi si sente un bel pezzo di CD della canzone incisa su CD e poi te con il maestro Cremonesi e tutta la band mixate e dal CD diventa live. È un'operazione veramente se non mi impicco con la cuffia. Ecco Vasco, cosa c'entra ora? Ogni tanto sentito live è partito. Appena sente live, ecco, vedi Vasco. Beh, adesso dice solo quello. Solo la vocale. Allora, ci siamo? Parta il CD. Via. Dimmi. Questo è il CD, Parla Francesco, fa capire il CD. No, parla. Parla. Eccomi qua, sì, 1, 2, 3, prova. Non sta cantando perché canta il CD. Cammini piano, cammini come vuoi sulle domande che ora ti fai ed hai paura che le risposte siano più vicine. E tra le cose che non sai, forse la più grande che non mi dirai dove te ne andrai quando partirai. Parlami del tempo che passa, di quello che resta, dei ricordi e della chiave nascosta, dei sogni che hai. Cammini piano sopra le verità che dici lento, come chi sa che non hai il tempo per dirle ancora un'ultima volta. Ho visto le tue lacrime mentre ti gridavo voglio andarmene, e adesso che sei qui
Francesco Renga con Dimmi. Dimmi l'hai capito poi il senso di questo pagare. Dimmi. Mamma mia ragazzi, Francesco Renga, l'unico cantante sicuro che è meglio del CD. È meglio del CD. Sì, dal vivo è meglio, cioè senti più, c'è più, non so come dire, c'è più emozione, capisci? C'è più pathos. Non mi arrivi, come dicono X Factor, la Maionchi dice sempre non mi arrivi, dice sempre perché l'emozione che parte da me a loro e fra me e te noi. Capito. No, però bravi. Dovresti andare a X Factor dopo. Ma io ho chiesto un giretto, domanda, ma non... no, ma così a trovare i ragazzi. Perché, allora, sì. Scusa, ma c'è la lettera della signora del gelato che non l'avevo letta bene. Sentiamola. No, che mi dice anche se noi non siamo siciliani, perché hanno fatto il gelato al pistacchio che è tipico della Sicilia. Allora proprio per questo vi faccio i complimenti tripli, perché è meraviglioso, lo fanno a Marino, avete presente la sagra dell'uva, si scrive nella gelateria, gli facciamo pubblicità, cioè meritano tutta, Gelateria Pasqualotto, fondata nel 1925, naturalmente noi non abbiamo 100 anni, dice, siamo i nipoti del fondatore, avevo capito? La precisazione è d'obbligo. I nostri ammiratori. Poi attenzione, dice una cosa molto importante che io giro al direttore Valsania: vi ascoltiamo sempre tra un cono e una coppetta, vi perdiamo solo quando fuori passa un camion. Che vuol dire? A proposito non si può fare ecco, a proposito non si può fare nulla per la ricezione di Radio 2 nella nostra zona, è come cercare Maria per Roma, non si becca in nessun posto. Una torta gelato, uno zuccotto, gelateria Pasqualotto. Il copyartista. Allora scusa, devo dirti, c'è anche un messaggio per te. Potete chiedere a Baldini se è parente di Macchia Nera, il cattivo di Topolino? È uguale. Il cattivo di Topolino, è vero, Macchia Nera. Baldini somiglia a Macchia Nera, sì, veramente. Senti, chissà come sta Mike. Tu conosci Mike? Buongiorno, Francesco Renga. Non di persona, però lo conosco ovviamente. Non l'hai mai incontrato? Mai, purtroppo. Come dire, conosci Papà Natale, uguale. Che ieri stava già meglio, perché qualche giorno fa stava veramente male. Chissà come starà oggi. Proviamo a chiamarlo? Bene, dai, speriamo. Sì, però io non faccio anticamera, è 5 minuti che sto aspettando. E oltretutto protestano. Sto facendo un servizio fotografico adesso. Cosa? Sto facendo un servizio fotografico. Su uno scoglio nudo? No, in casa, perché fanno la copertina. Di cosa? Credo. La copertina su un settimanale famoso, non lo menziono perché... Menziona. Posso dirlo? Sì, certo. Class. Scusa, lo so, è importante. Io e te, Fiore Massimo, sull'almanacco Topolino. Lui su No, non c'entra niente con Topolino. Class è un settimanale molto importante. Certo. Guarda che mi avete detto che posso menzionarlo. Certo. È pubblicità gratuita. Vabbè, senti, adesso mi devi lasciare andare perché devo finire ancora sei appena arrivato? Poi devo andare a lavorare e tu stai lì a chiacchierare. Sei guarito. Sei Bene, è guarito. Non completamente. No, sei capito? No, di più. Sei di più, perché ti sento meglio. A 1000. Guarda che lunedì mi vieni a trovare, io sono a Roma, Attenzione. Lunedì che faccio? Lunedì sono a Roma, dobbiamo lavorare, non lo sai, dobbiamo fare le cose sempre per l'altro sponsor di cui non faccio il nome, o lo posso fare? Lunedì dobbiamo fare qualcosa? Ma non lo so se ci sei anche tu, non lo so. Posso dire il nome o no? Tu stai trattando per i fatti tuoi, vero Mike? Ho come un dubbio. Mi ha fatto le scarpe. Ho un dubbio che lui sta andare, vai. Vabbè, lasciami Mike, solo una cosa, chi è il fotografo che ti immortala? Vogliono sapere il nome del fotografo. Un amico loro, si chiama Chiere. È un tuo amico? Si chiama? Chieregato. Gianmarco Chieregato, lo salutiamo. Ciao Chieregato. Ma non c'è la radio aperta. No. Vabbè, ok. Senti, ma l'ultima domanda, lui ha il flash o il super flash? No, non ha il flash, niente. Ha una Canon. Signore, ha parlato. Veramente abbiamo fatto tanta di quella pubblicità. Esatto. Se non ci mandano l'assegno, minimo. Yes, we Canon. Yes, we Canon. Buona. Mike, ti vogliamo bene, sei sempre nei nostri... Sai che ho trovato finalmente le scarpe di vernice? Ah dai. Ah sì?
Non ti ricordi tutte le volte che facciamo i nostri spot un paio di scarpe che non vanno bene? Ah sì, e ora le hai trovate? Sì, così la prossima settimana metterò queste qui. Che marca sono? sono? Lucide. C'hai la marca anche? La cosa? La marca di queste scarpe la sai? Sì, ma non lo posso dire. Come no? Abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto. Matti, guardate che noi ci inguaiamo. Se vuoi io te lo dico. Qual è? Sono Church. Ah, le Church. Le Church. Lui non ha niente di italiano. Le Church, le quello. Sei mitico, Mike. Ti amiamo. Ragazzi, lasciatemi andare. Ok, ma sei tu che rimani, scusa, Mike. Ciao, ti abbraccio forte. Ciao. È l'unico uomo ad avere la moquette americana. Scusa, Mike. Sei ancora lì? Sì. Ecco, era così lo scherzo. Cosa devi dire? No, nulla, ti salutiamo. Ciao. Ciao Mike, ciao. Abbiamo terminato. Quando lavoro guarda in faccia nessuno. Francesco è mitico, è veramente meraviglioso. Senti Francesco, che cosa dirti? Grazie. Grazie a voi, No, mi sono grazie. divertito, è stato bello. Che succede? Sei Cremonese, mi urla, mi dice di farti fare una cosa, una canzone. Ora io farla insieme. Io ho fatto la russa. Dopo che faccio la russa non posso cantare per almeno un giorno. Al massimo un rap. Ecco, dopo che faccio non mi esce più niente. Niente, posso Califano. Quello sì, mi viene bene. Chiamiamo intanto gli spostalli. Pronto? Sì. Ciao. Ci siete? Ciao Francesco, sì. Ciao. Siete già stati con lui? Sì. Come state con Più volte. No, bene. Promiscui, sì. Esatto. Siete un po' Più volte. Abbiamo fatto anche un parole con Vincenzo Mollica, ti ricordi? Sì. L'ho sentito pure in macchina. Chi avete ospite? Oggi abbiamo un attore che ha lavorato con la compagna di Francesco. Sì, con Ospetec. Filippo Timi. Filippo, si conoscerà. Sì. Ciao. Bravo Filippo, complimenti Timi, grazie. Anche da parte nostra che siamo qua. Complimenti per la scelta. Spostati. A te l'hanno già detto che andiamo in bagno? Siamo già stati in bagno. Senti che voce. Sì. È per questo Filippo hai una voce La meravigliosa. canna era forte, L'ha un po' raschiato. Filippo, hai mai doppiato tu? Sì. A parte è che sono un balbuziente quando non recito. Non ci credo. Sì. Non sei il primo, non ne conosco. Aspetta, chi è un altro che conoscevo? Ormai non lo dico, magari non lo vuole che si sappia. Un paio io li so. Sì. Però. E quindi tu quando appena c'è azione, subito. finita. Sì, esatto. E invece con noi non funziona però. No, però aspetta, se abbasso la voce, se creo un personaggio riesco anche a non balbettare. Ma che voce? Quindi tu sei costretto a recitare. Via 100 grammi di cotto. Tagliato fine. Per forza. No, il supermarket funziona abbastanza l'orso yogi. Cioè? Voglio delle uova. Prevedo che quella degli spostati sarà una ottima puntata, quindi vi diamo la linea tra 30 secondi, ok? Va bene, grazie. A dopo, ciao ragazzi. Vai Baldini, varietà. No, non c'era varietà. No. Cremonesi aveva chiesto una canzone che è della PFM, cantata da Francesco Renga, e chiudiamo su questa canzone. Allora salutiamo tutti. Nel centro del concerto di domani di Roma, se no c'è il tipo della promozione che hai ragione. Domani a Roma. Domani? Gran Teatro. Dove? Sì. Al Gran Teatro. Sì. Vuoi vieni? No, sono a Milano, parto oggi. Allora sposto tutto a Milano. Vi ricordo il concorso Pettina Francesco Renga e vola in California. Tutti coloro che allora Gran Teatro, mi raccomando. Stasera Napoli, domani Roma. Stasera Napoli, domani Roma. E domani, quindi stasera vai a Napoli e poi torni. Sì. Ma che bello, questa è la vita della. A Napoli dove? A Napoli al teatro, non mi ricordo, Acacia mi sembra. Possibile, Acacia. Quello del miele? Sì, quello del miele. Vabbè, al teatro Acacia. Allora, Francesco Renga, salutiamo i nostri autori, i nostri tecnici, la nostra orchestra, Radio 2, curatrici e curatori del programma. Francesco Renga con Impressioni di settembre. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia, mi guarda, non so, già l'odore della terra odor di grano sale adagio verso me,
e la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia penso a te. Quanto verde tutto intorno ancor più in là, sembra quasi un mare l'erba, e nel cielo il mio pensiero volava, ho quasi paura che si perda. Ciao a tutti, da Viva Radio 2. Francesco Renga, salutiamo anche Vince Tempera, che è stato con noi oggi, e il nostro Massimo Robioni. Grazie, grazie a tutti, grazie a tutti. Un cavallo, due cavalli, tre cavalli, quattro cavalli. Ci scommetto. Da Napoli dicono: Renga, torna, sta Cacia aspetta a te. Ciao! Ciao Peppe, grazie.